Un clamoroso furto d'armi e il sequestro Casana, il primo di 7 romanzi scritti da Ettore Angioni che raccontano la storia della superanonima sequestri sardi e di un processo infinito. E se vai all'hotel Sopramonte È il primo libro di una collana edita da Alfa Editrice sulla superanonima sequestri sarda, 7 volumi per descrivere minuziosamente i drammatici avvenimenti di un'inchiesta che in poco meno di 3 anni sfociò in quello che è considerato il più importante e gravoso processo alla criminalità organizzata mai celebrato in Sardegna. di notte. Il titolo è Un clamoroso furto d'armi, il sequestro Casana. L'autore è Ettore Angioni, allora sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari, che al termine del procedimento davanti alla Corte d'Assise dovette sostenere una requisitoria della durata di 30 ore stemperata in 10 udienze, con la richiesta di 2 ergastoli e oltre 1500 anni di carcere. In poco meno di 200 pagine impreziosite da foto e didascalie, Angioni racconta il rapimento avvenuto in un caldo agosto del 1979 a Flumini Maggiore, quello dei fratelli Marina e Giorgio Casana, che appartenevano a una tranquilla famiglia borghese di Torino. Un'indagine che si allargò a macchia d'olio, contrassegnata da un precedente furto d'armi e di orologi, da contatti tra banditi ed emissari, dal rilascio degli ostaggi, oltre che dai tanti protagonisti di questa incredibile vicenda, che macchiò l'immagine della nostra isola, nonostante il grande lavoro delle forze dell'ordine e della procura che girava intorno alla figura di Giuseppe Villasanta. Nel libro affiorano stati d'animo ed emozioni, ma anche il clima di quegli anni, molti particolari delineati con una precisione quasi maniacale, così come i personaggi principali. Al pentito, Luciano Gregoriani, fa da contraltare il giudice allora istruttore Luigi Lombardini, uno staccanovista della giustizia che molti anni dopo sembra essere sconfinato in una zona grigia borderline, forse oltre la legge, e si è suicidato prima di un interrogatorio probabilmente schiacciato dalle responsabilità. Non è un caso che il libro di Ettore Angioni sia stato presentato alla caserma Zuddas, sede regionale dei Carabinieri, in quanto è anche la storia di chi per lavoro mette a repentaglio la propria vita, la storia di 2 marescialli, Serra e Piglia, uno dell'arma e l'altro della polizia, che operavano in sinergia, con risultati non certo anonimi. Anche questa stazione